Un venerdì sera con vista sulle colline di Monfumo e 3 giovani promesse da premiare sono questi i presupposti della quarta edizione del premio da Gerri, ormai diventato un rito per il piccolo comune della Pedemontana, dove la storica locanda ospita ogni anno una speciale cena e cerimonia di beneficenza in favore della Lilt. 3 storie diverse da 3 province diverse: Simone dalla provincia di Belluno, contadino; Mariangela dalla provincia di Padova, stilista; e Alice dalla provincia di Vicenza, fumettista. Come ho detto anche prima, il mondo si sta evolvendo, i giovani, abbiamo bisogno di questi giovani che hanno forze e ideologie diverse e che stanno seguendo anche veramente il cambiamento del clima mondiale. Per questo io mi auguro che loro trovino delle risorse appunto perché da seguire e di migliorare e fare una purificazione di questo mondo. Sì, lo sapete da diversi anni, ma questo è già il 16° festeggiamento che faccio in onore della Lilt, dopo questa mia malattia che ho avuto, che mi hanno salvato, e appunto il ricavato va dato a loro per sostenere tutte quante le loro attività, volontariato che fanno, perché veramente c'è bisogno. Allora, io nel mio futuro spero di diventare una stilista e il mio obiettivo è quello di rendere le donne belle, ma soprattutto farle sentire belle, perché il mio motto è quello non solo di disegnare un abito per fare sentire una donna bella, ma bisogna soprattutto fare vedere la personalità di una donna, che è la cosa più importante. E penso, come tutti i miei colleghi nel mondo della moda, sia il loro principale obiettivo. Ho cominciato facendo fumetti sin da quando ero piccola per la voglia di voler raccontare qualcosa in tutti i modi, quindi scrivevo tantissimo, prima ancora di disegnare e poi ho aggiunto il disegno proprio come una cosa naturale che mi veniva da fare perché ho sempre amato tantissimo l'arte e ho intenzione di proseguire così finché vivo, perché per me raccontare storie è molto importante anche per fare in modo che le persone si sentano comprese e avere qualcuno su cui poter contare, perché penso che la cultura pop, film, serie TV, fumetti, l'arte in generale sia assolutamente un aiuto incredibile per riconoscerci, riconoscere quello che siamo, riconoscere i nostri problemi e avere un modo per affrontarli e non sentirsi mai soli. Allora è stata una scelta non semplice, perché ovviamente diciamo che io precedentemente comunque facevo un lavoro che non aveva nulla a che vedere con l'agricoltura e avrei sempre avuto, diciamo, l'idea di dedicarmi al settore dell'agricoltura e questo diciamo che ho avuto la spinta, insomma, 3 anni fa di addentrarmi in questo mondo. In particolar modo dall'anno scorso ho avviato la mia azienda agricola. Questo ovviamente sono partito da zero, quindi non avevo né un'azienda alle spalle, non avevo esperienza. Tutto il mondo dell'agricoltura, in particolar modo nella provincia di Belluno, provincia montana, io lo vedrei molto adatto a delle piccole aziende agricole, aziende insediate sul territorio, che credono nei prodotti locali, che credono nel territorio in cui vivono e che quindi se ne prendono cura. Monfumo sì, ha ricevuto l'altro ieri un premio di cui sono giustamente orgoglioso, cioè Legambiente ci ha comunicato che siamo il comune più riciclone, tra virgolette, in tutto il Veneto per la fascia dei comuni fino a 5.000 abitanti, quindi sì, certamente è una cosa che mi ha riempito di orgoglio, non perché io abbia dei meriti particolari, sia chiaro, ma perché è la testimonianza dell'attenzione dei miei concittadini all'ambiente e al territorio. E lo dico anche per le attività che fanno Gratis et Amore Dei per quanto riguarda il volontariato, per la ricerca che stiamo facendo proprio in questo periodo, per quanto riguarda il nostro archivio che parte dal 1864, appena dopo l'Unità d'Italia in pratica. Sono giovani disponibili, sono giovani che hanno chiari comunque determinati valori e anche di loro sono ben orgoglioso, sì.